Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Una violenta ondata di maltempo tra l'altopiano di Asiago e Bassano del Grappa, tetti scoperchiati, alberi sradicati, pali abbattuti. Andiamo in diretta da Ferdinando Garavello con l'operatore Andrea Benetti. A te, Ferdinando. Buongiorno, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Siamo a Foggia, dove questa notte si è scaricata l'ennesima ondata di maltempo di questa estate. Ci sono stati danni su tutto l'altopiano, a parte Conco e la parte a nord-ovest, ma da queste parti il vento soprattutto ha colpito davvero durissimo. Potete vedere con l'immagine di Andrea Benetti una delle 3 case scoperchiate qui in centro a Foggia. Siamo a poche decine di metri dalla chiesa. Qui il vento si è incuneato e ha scoperchiato, dicevamo, 3 abitazioni. Si tratta di tetti di lamiera che sono caratteristici di questa parte dell'altopiano, sono stati completamente sradicati, in alcuni casi gettati a decine di metri di distanza. Li abbiamo visti salendo qui a piedi. Sono appena arrivati i vigili del fuoco che, come vedete, stanno approntando le operazioni per poter rimuovere in sicurezza il materiale da questa abitazione. Ce n'è un'altra che è stata scoperchiata qui a 200 metri e chi era dentro quella casa ci ha raccontato di aver sentito prima montare fortissimo il vento verso le 2 di notte, poi 2 colpi molto forti, 2 colpi impressionanti, 2 folate di vento che hanno sollevato letteralmente i tetti di queste 3 abitazioni. Addirittura in centro a Foggia si è mosso una transenna, un ponteggio per il restauro di un edificio e rischia di cadere sulla strada, quindi è stata bloccata la circolazione. Ma in generale in tutto l'altopiano, come dicevamo, ci sono danni. A Enego ci segnalano smottamenti e centinaia di alberi caduti. Ad Asiago sono crollati molti alberi, alcuni su auto in sosta, uno addirittura su un bus che era stato parcheggiato per la notte. Tanti alberi caduti al Millepini, tantissime le operazioni attualmente in corso per rimuovere tutto questo. E c'è stato un danno anche piuttosto particolare invece a Gallio, dove il cimitero di Stoccareddo è stato scoperchiato. Le lamiere delle tombe di famiglia del cimitero di Stoccareddo sono state lanciate a decine di metri di distanza. Stoccareddo è in linea d'aria, non è distantissimo da qui, quindi si può pensare a questa ondata di vento, soprattutto fortissimo, che si è incuneata ed è andata da ovest verso est, passando quindi sopra Foggia, sopra Enego e poi disperdendosi verso il Grappa e il Bellunese. Per ora da Foggia è tutto. Se avremo altre notizie vi chiediamo di poterci ricollegare per raccontare e far vedere ai nostri telespettatori queste immagini. Grazie molte, grazie a Ferdinando Garavello e Andrea Benetti, e se ne avrete bisogno chiedeteci nuovamente la linea. Avete visto dei danni ingenti tra Asiago e Bassano del Grappa. Adesso apriamo la pagina dei femminicidi, ce ne sono stati 6 negli ultimi 5 giorni, è un dato nazionale, ma ovviamente c'è ancora il dolore, lo sgomento per l'uccisione di Tania Terrin, che dopo aver denunciato le violenze dell'ex fidanzato poi suicidato si è ritrovata completamente da sola. Si parla di una inchiesta che il ministro della giustizia sta per aprire, un'indagine interna alla Procura di Venezia. Andiamo in diretta da Filippo Fois con Alberto Pivetta per la parte tecnica. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Prendiamo la linea proprio di fronte alla Procura di Venezia, dalla quale dovranno partire i fascicoli che sono stati richiesti dal Ministro di Grazia e Giustizia Nordio. C'è la massima attenzione e anche la massima prudenza da parte del governo, ma soprattutto la chiara volontà di fare chiarezza su cosa sia accaduto in questa tristissima vicenda che ha portato all'assassinio di Tania Terrin. Per questo motivo sono stati chiesti i fascicoli sia che riguardano il profilo dell'assassino Dino Keber che tutta l'attività di codice rosso che si era aperta quando Tania Terrin 4 mesi fa aveva denunciato le violenze che stava subendo dall'ex fidanzato. Nel caso dovessero emergere eventuali irregolarità, allora
si avvierà anche un'attività ispettiva. Per il momento chiaramente la prudenza è d'obbligo sia nelle dichiarazioni da parte del governo che anche in quelle da parte dell'opposizione, che comunque si sta muovendo. Per esempio l'onorevole Daniela Sbrollini ha annunciato un'interrogazione parlamentare proprio su come siano state attivate tutte le procedure che sono previste in questo caso. Come dicevi tu, direttore, ci sono stati ben 6 femminicidi negli ultimi giorni, è un dato estremamente allarmante, un dato che soprattutto nel caso di Tania Terrin sta facendo chiedere a molte persone se si sia fatto tutto il possibile per salvare questa ragazza. Se lo chiede anche lo zio di Tania Terrin, Massimo Forner, che è stato intervistato da Ilaria Marchiori. Sentiamo le sue parole. Non sarà sicuramente l'ultima. Sarà un seguito finché qualcuno non fa qualcosa, finché qualcuno che non sta al governo, che si fa tanto bello in piazza quando è il momento del funerale, non farà qualcosa, o a meno che non capiti a un loro familiare, una figlia, un nipote, allora forse si farà qualcosa, perché una persona che è stata denunciata, no, basta anche una mezza denuncia, non 5 o 6 o 7 o 8, una. Questo è l'epilogo di tutte quante le donne che hanno denunciato in precedenza, mi sembra. Cioè ormai è una fotocopia. C'è rabbia nel profondo dolore che ha segnato la famiglia di Tania Terrin, la 39enne uccisa dall'ex fidanzato Dino Keber la sera di Ferragosto. Rabbia perché nonostante la querela, le numerose segnalazioni, l'attivazione del codice rosso da parte dei carabinieri, l'ammonimento del questore, il finale è sempre lo stesso e deve finire. È lo sfogo dello zio di Tania, fratello della mamma Marinella, chiusa nel dolore e nella disperazione nella sua casa di Vigonovo, che punta il dito verso un sistema che non funziona e che deve cambiare. Bisognerebbe andare dove? In prefettura. Perché dico, se il prefetto ha le mani legate e arriva solamente all'ammonimento, alziamo le mani, le leggi vanno cambiate. Se il prefetto poteva fare qualcosa di più e non è stato fatto, è un semplice ammonimento, ci sono delle domande da fare, perché è giusto che chi sbagli paghi. Mia nipote ha sbagliato a frequentare, tra virgolette, ancora questa persona, perché ci sono state, ha pagato con la vita, ma deve anche pagare chi non ha fatto abbastanza, per lei e per tutte le altre donne, perché è un continuo. Mia nipote, dico solamente, se le cose vanno avanti così, non sarà l'ultima. A poco servono, continua Massimo, fiaccolate o momenti di rumore. Cosa c'entra? Cosa cambia? Facciamo la fiaccolata perché va di moda? Per farci vedere mettiamo le scarpette rosse? Andiamo in prefettura. Queste migliaia di persone che domani si mettono lì con la candelina a fare non so che cosa, un omaggio a Tania? Chiediamo giustizia per Tania, incominciamo ad andare dagli organi competenti. Tania aveva paura, ma non riusciva a chiudere definitivamente il rapporto con Keber. Era troppo buona e troppo fragile. Io l'ho avvertita, ma zio mi fa pena, piange, non so cosa fare, mi fa una pena terribile, dice che si vuole fare gesti estremi. Lei si sentiva colpevole di questo, che è una persona che si vendeva molto ma molto bene. Io l'ho avuto in vacanza da me e ho detto che ragazzo fantastico. Poi dietro ogni brava persona si può nascondere un mostro. Io l'unica cosa che dico, se questa persona aveva dei precedenti, andava fermato prima. Falla nel sistema. Direi proprio di sì. Noi, o se no, torniamo come nel Far West, importuni mia nipote, prendo t'ammazzo. Cioè, non mi sembra. Abbiamo delle istituzioni, abbiamo dei fiori di magistrati che vengono pagati, forse se lo dimenticano, con i soldi pubblici da noi, quindi io il mio lavoro lo faccio. Se non lo faccio bene mi mandano a casa. Loro, dato che sono pagati da noi, devono fare il loro lavoro. Nel momento in cui una persona prende una denuncia deve essere seguito. Tania ha provato a reagire, la famiglia era con lei, ma, conclude lo zio, non è stato sufficiente e ora lei non c'è più. Stati tutti vicini, il discorso è semplicissimo, quando è la persona che ti perseguita, che ti sta a 4 km di distanza, che sa i tuoi orari, sa dove abiti, sa tutto, o gli metti una guardia del corpo H24, o se uno decide di fargli del male, prima o poi ci riesce. Queste erano le parole, l'amarezza di Massimo e il dolore di Massimo Forner, lo zio di Tania Terrin. Per domani è prevista l'autopsia sul corpo della povera ragazza.
L'altro riferimento che avete sentito dallo zio di Tania, Massimo Fornere, riguarda una manifestazione che si terrà questa sera in piazza Mazzini a Campo Nogara. Si tratta di una sorta di flash mob della durata di 10-15 minuti attorno alle 20:30 e sull'onda del facciamo rumore. Era quel tipo di protesta, diciamo di testimonianza di cordoglio che era stato iniziato dopo l'omicidio, dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin. Noi siamo andati anche ad ascoltare l'avvocato di Gino Cecchettin, Stefano Tigani, che in questa vicenda, nella vicenda di Tania Terrin, ha visto delle somiglianze con un altro femminicidio che si era svolto invece in provincia di Treviso. Per certi versi continuiamo su questo filone che abbiamo cominciato poco fa, cioè le leggi sono sufficienti e bisogna rivederle, oppure le leggi ci sono ma non vengono applicate correttamente. Sentiamo Stefano Tigani, poi la linea può tornare allo studio. Quando ho visto il caso di Tania sono rimasto allibito. Dopo una denuncia e diverse aggressioni non concepisco il fatto di non aver agito prima. I centri antiviolenza sono attivi ogni giorno, non capisco perché si arrivi dopo, quando non si può più fare nulla. Sono le parole di Nicola Ballan, fratello di Vanessa, uccisa nel 2023 a Riese Pio X dall'ex compagno. Anche lei, proprio come Tania Terrin, aveva denunciato e anche allora non vennero prese misure cautelari verso il suo aguzzino, tanto che il ministro della Giustizia Nordio chiese una relazione alla Procura di Treviso, per poi concludere 3 mesi dopo che non c'era stata incuria. 2 casi simili, come evidenzia anche l'avvocato di Gino Cecchettin, che lancia un appello. Questo ennesimo fatto di cronaca mi ha fatto venire in mente la vicenda della povera Vanessa Ballan. Questo è un altro caso in cui una donna ha denunciato, una donna era già stata picchiata ed è finita comunque ammazzata. È evidente che qualcosa non funziona, è evidente che quando un soggetto si dimostra pericoloso va bloccato, va neutralizzato subito, non gli può essere consentito di uccidere una persona. E quindi l'appello che faccio è quello al nostro Stato di lavorarci seriamente su questa piaga sociale, di trovare le risorse se mancano risorse, di assumere personale se manca personale, ma certamente noi cittadini ci aspettiamo qualcosa di più. Questo è l'ennesimo fatto che dimostra che il sistema non funziona. Dal dossier sicurezza 2026 del Viminale, nei primi 6 mesi dell'anno però emergono dati che fanno ben sperare, ha dichiarato la Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio Martina Semenzato. Le vittime sono il 37% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Gli ammonimenti dei questori sono triplicati, un provvedimento fondamentale nella lotta alla violenza di genere, ma di fronte a un uomo violento la misura cautelare e custodiale è fondamentale, perché salva la vita ad una donna e neutralizza l'uomo. I numeri della violenza di genere sono diminuiti gli omicidi delle donne, sono diminuiti i reati in famiglia, sono diminuiti i femminicidi. Questo vuol dire che la rete funziona, i provvedimenti funzionano, ma quello su cui dobbiamo lavorare è una condivisione nella lotta alla violenza di genere, il patto di corresponsabilità, famiglia, scuola, società civile e politica. Questa era l'onorevole Martina Semenzato, il servizio di Ilaria Marchiori, oggi in regia Francesco Cerone e Tony Polla. Adesso apriamo una finestra su una notizia davvero molto particolare, cioè una 99enne, una signora che ha sventato una truffa, la cosiddetta truffa della finta nipote. La vedo in compagnia di Valentina Visentin con il nostro operatore Federico Cibotto. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore, noi siamo in compagnia della signora Yolanda che è qui con me, ha 99 anni e lunedì pomeriggio ha ricevuto una telefonata che l'ha messa subito in agitazione perché una ragazza si è spacciata per sua nipote Giulia e ha chiesto dei soldi perché doveva pagare dei farmaci, doveva curarsi perché stava molto male. La signora Yolanda è stata parecchio al telefono con questa finta nipote che le ha chiesto dei gioielli anche molto particolari, quindi sembrava conoscerla, ma a un certo punto ha capito che non era sua nipote e quindi ha preso in mano la situazione con molta lucidità e le ha riagganciato il telefono. Signora Yolanda, ci può raccontare quando ha capito che al di là del telefono, dall'altro capo del telefono, non c'era sua nipote? Perché noi spesso raccontiamo di tante truffe agli anziani che non riescono magari a individuare, a capire quei segnali. Lei però ha avuto
a un certo punto ha capito cosa stava succedendo. Ho capito più tardi quando che ho chiesto, perché ho detto chiamo il zio e lei mi ha detto il zio è qua con me e allora ho detto passamelo. Mi ha risposto sto finto zio e mi ha detto sono qui anch'io, piango con lei, sto male anch'io. E dopo allora ho detto metto giù e insomma su quel momento ho capito che devo chiamare il fratello non mi ha risposto, ma ora chiamo la sorella di Giulia e mi dice nonna sta tranquilla che la mamma è qui con me, non è in ospedale. Allora mi sono tranquillizzata, ma ho ancora il nodo in gola che dico se non so quanto continuerò a tenermi sto nodo in gola. Ha avuto tanta paura perché poi questa persona le diceva anche delle frasi che la facevano star male. Cosa le hanno detto? Mi ha detto una frasata sporca che non ho mai pronunciato su una mia vita. Le hanno anche detto cioè, mi avrai sulla coscienza. Sì, mi ha detto se non mi dai nonna quello che ti chiedo mi avrai sulla coscienza quando muoio, perché io sto per morire se non faccio questa cura. E immaginiamo lo spavento che da nonna lei ha provato, perché poi le chiedeva anche dei gioielli specifici, quindi la collana e i stellini che ho davanti, gli oggetti del nonno, mi ha chiesto un sacco di storie. Però lei ha capito quando le diceva queste frasi che quella non era sua nipote. Ho capito che non era mia nipote. E lei è stata molto brava, signora Iolanda, perché ha avuto poi la prontezza di chiamare. Stavo per fare un crollo, perché sentire mia nipote a piangere in quel modo, mio figlio lo stesso, io non ero capace più di resistere. Se non avessi avuto quell'altro là che prega per me, non so dove sarei andata a finire. Le chiedo, signora Iolanda, visto che lei è stata fortunata, le è andata bene, non è successo niente, ringrazio sempre la Madonna. Che consiglio si sente di dare a chi come lei magari è da solo in casa e riceve queste telefonate? Cosa devono fare? Devono chiudere il telefono appena sentono e chiamare i carabinieri, che non è giusto che noi vecchi siamo trattati in questo modo, abbiamo bisogno di vivere e non di essere truffati da vagabondi che girano per le strade. Grazie mille signora Iolanda, lo diciamo perché è un messaggio poi detto dalla signora Iolanda molto importante per anche i nostri telespettatori. La signora Iolanda è una nostra telespettatrice affezionata e ci teneva a dare questo messaggio proprio per tutelare tante persone che come lei ricevono le telefonate di questi truffatori senza scrupoli che se ne approfittano e cercano di raggirare delle persone indifese. Ringraziamo la signora Iolanda e la linea può tornare allo studio. Valentina, intanto complimenti alla signora Iolanda da parte nostra. E quando è che festeggerà il 100° compleanno? Quando è che festeggerà il 100° compleanno, signora Iolanda? Il 9 di novembre, no, sono 99. E quindi l'anno prossimo. L'anno prossimo, direttore, veniamo a fare gli auguri alla signora Iolanda. Assolutamente. Se quello d'alto padrone mi lascia, perché se non mi lascia è lui il padrone. Signora, complimenti anche per l'ironia, anche per davvero, e anche le sue... sono una cristiana, tanto devota, e guardo la Santa Messa tutte le sere sul canale 14, è la Messa del Santo, tutte le sere. Bene, fantastico. Grazie signora anche per le sue capacità investigative, perché è stata proprio all'altezza dei migliori detective. Grazie molte, arrivederci. Grazie Valentina, grazie a te e a Federico Cibotto per la parte tecnica. Andiamo avanti con un fatto di cronaca gravissimo. Si sta indagando su un presunto stupro ai danni di una 14enne che a Caorle è stata trovata su una panchina semi-nuda, non ricorda un vuoto di un'ora circa e potrebbe essere stata, secondo gli inquirenti, drogata in un locale da alcuni ragazzi. L'inchiesta è in corso. Sentiamo Anna Maria Parisi.
Sotto shock, anche perché sono cose che ad Una Verde non sono mai successe e sinceramente, conoscendo anche la ragazzina, ci piange il cuore, perché comunque fosse una bambina delle nostre. E quindi è doloroso, tanto doloroso. Risveglio drammatico per la comunità di Duna Verde, a Caorle, nel panico e nel dolore alla notizia di una presunta violenza sessuale consumata nella notte ai danni di una ragazzina minorenne originaria dell'Interland trevigiano. Non sapevamo neanche fosse vero, perché comunque stenti anche un po' a credere a certe cose, soprattutto in una realtà così piccola, così coccola come Duna Verde. La ragazzina e la sua famiglia sono volti noti nella cittadina, frequentata da anni come meta fissa per le vacanze estive, e la notizia ha immediatamente suscitato profondo sgomento tra i commercianti del posto. Passa da noi spesso e volentieri a prendersi il gelato, ma non sappiamo altro. Siamo sconvolti, demoralizzati da questa situazione mai accaduta in questa località. Secondo le prime parziali ricostruzioni dell'accaduto, la vittima si sarebbe risvegliata su una panchina poco prima della mezzanotte, parzialmente svestita, senza pantaloni, con gli slip abbassati e in un forte stato confusionale. Agli inquirenti avrebbe riferito di un drammatico vuoto temporale durato oltre un'ora. Quindi la chiamata al SUEM 118 con l'ambulanza che l'ha portata per gli accertamenti di rito previsti dal protocollo sanitario in questo caso, per verificare se ci sia stata una violenza o meno e che cosa ha bevuto la ragazzina. Prima del blackout la minorenne ricorda soltanto che sarebbe stata avvicinata nei pressi della sua abitazione, dopo aver salutato le amiche, da un gruppo composto da 2 o 3 giovani che l'avrebbero costretta a bere una sostanza alterante o, secondo un'altra ipotesi al vaglio delle forze dell'ordine, l'avrebbero addormentata improvvisamente utilizzando un fazzoletto intriso di liquido narcotizzante. L'aggressione e il successivo abuso si sarebbero poi consumati all'interno dell'ascensore di un condominio della zona. La voce del terribile episodio poco dopo l'accaduto ha fatto rapidamente il giro del paese tra i ragazzi, è scattato immediatamente l'allarme. In pratica ci ha chiamato questa amica e ci ha detto alle altre ragazze di non tornare a casa da sole. Basta. Tutto qui. È stato abbastanza scioccante perché Duna Verde è un paese molto tranquillo e non ci si aspetta sicuramente questo. Gli investigatori avrebbero già individuato alcuni sospettati rintracciati dopo l'accaduto a consumare bevande in un locale di Duna Fiorita. Questo bar dove siamo di solito, e sono arrivati i carabinieri insieme alla polizia locale e c'era questo tavolo di ragazzi e li hanno intervistati tutti, ovviamente. Sì, li hanno interrogati tutti. Interrogati, scusami, esatto, tutti, e sono stati portati via in 2-3. Al vaglio delle autorità la posizione dei presunti aggressori, le indagini sono affidate alla polizia locale di Caorle, che sta acquisendo e visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza e delle attività commerciali vicino al luogo del presunto abuso, per fare piena luce sulla dinamica tuttora in fase di accertamento nel massimo riservo imposto dalla minore età della vittima. È un disastro, non fa proprio per questa località una cosa del genere. Mi dispiace, non so cosa dire. Speriamo sia assolutamente l'ultima volta, prima e ultima. Diciamo che per quanto noi pensavamo fosse un'isola felice, effettivamente non lo è. Non lo è, e penso che, come tanti italiani stanno facendo adesso, penso che ci faremo giustizia da soli. Servizio di Anna Maria Parisi, ieri a Caorle era filtrata la notizia del fermo di 3 giovani magrebini, notizia non ancora confermata. Abbiamo parlato di femminicidi e di questo fatto gravissimo, di una presunta violenza ai danni di una 14enne ieri sera a Focus. Sentiamo cosa ha detto il parlamentare di Futuro Nazionale, l'onorevole Gianangelo Boff. Nelle nostre periferie delle città, perché ahimè chi vive nella ZTL vive nella comfort zone di poter mandare fuori alla sera le proprie figlie tranquillamente. Chi magari è costretto a abitare nelle periferie delle grandi città o nelle periferie un po', non sa andare nelle grandi città, basta andare a Mestre eccetera, magari ha un po' più paura del rientro a casa alla sera della propria figlia quando va fuori.
Io penso che questo tipo di reati devono essere puniti, stiamo parlando di una bambina di 13 anni, quindi devono essere puniti con la massima severità. Se noi applicassimo, adesso si parlava anche di, ma non voglio neanche farne un caso, sarebbe lo stesso per gli italiani che per uno straniero, ma io qui applicherei la stessa legge che viene applicata, io sono per rispettare le culture, no? Ad esempio nella cultura islamica chi si macchia di un reato tipo lo stupro viene lapidato, viene semplicemente lapidato in piazza e quindi si risolve il problema a monte, perché è un reato di una tale ignavia e di una tale vigliaccheria che non merita neanche la minima considerazione della persona che l'ha commesso. Cioè, quindi suo papà da tosa padore, ghiaccio su una stanza suo papà da tosa padore, questo a sua bisognerebbe mamma, fare, questo che bisognerebbe saranno fare. loro, saro sua porta e ghiaccio a sua mamma e suo papà. Cioè non c'è giustificazione a atti di questo tipo. Ma e quindi qui per la lapidazione anche in questo paese. I paesi parlavano di ragazzi di origine magrebina. Nei paesi di loro origine la tradizione, la legge della Sharia prevede che per il reato di stupro sia prevista la lapidazione in pubblica piazza. Diversa. Lei per la lapidazione è onorevole? Per questo tipo di reati sì. Anzi, io avrei una soluzione un po' più green, cioè una bella sedia con polo negativo e positivo e poi alimentato da tanti pannelli fotovoltaici, energia green, e si risolve il problema a monte, perché ripeto, un reato di tale tipo su una bambina di 13 anni vuol dire rovinare la vita, l'intera vita a una ragazzina, a una bambina. Chi si macchia di questo reato non è degno di stare a questo mondo. Qui lei propone la pena di morte. La pena di morte. La pena di morte. No, fa parte della proposta di patriarcato mediterraneo. No, poverini. Voi siete quelli invece poverini. Poverini no. Però lasciarla alla mamma e al papà. Cioè, voi sareste in grado di dire che la bambina ha stuprato i ragazzi? Ma veramente? Ma di cosa parli? Se siamo fuori dal mondo. Siamo fuori dal mondo, questi a stuprare una bambina di 13 anni. Bene, allora ci sono delle leggi in questo paese, secondo i canoni del diritto occidentale, le ricordo che gli Stati Uniti sono occidentali, ricordo che i paesi dove viene sta gente qua che vorrebbe insegnarsi la cultura nostra, i loro paesi di origine prevedono la lapidazione, la Sharia prevede la lapidazione. In questo paese non è prevista la pena di morte, tanto meno è prevista la lapidazione, sono previste delle pene commisurate alla gravità del reato, non è previsto neanche di lasciarlo ai genitori, mi dispiace, anzi in questo paese è previsto che gli unici che non devono occuparsi di un reato sono i familiari delle vittime. Posso perché esprimere ovviamente in un paese di Posso esprimere un desiderio da mamma? In un paese liberale mi piacerebbe averli per un'oretta, magari non gli faccio niente, ma gli parlerò tanto. In un paese liberale è ovvio che gli unici la sinistra che non si inferma solo quando che tocca ai criminali. Cioè sentite che tocca a persone oneste, loro gli si incazzano. In un paese liberale la sinistra si incazza solo quando gli tocca i criminali. Allora, questo ieri sera a Focus avete visto con l'intervento anche di Luigi Calesso, di Coalizione Civica, di Morena Martini, ovviamente gli altri, c'erano anche gli altri ospiti, ne abbiamo parlato a lungo. Restiamo sul fronte della violenza, purtroppo, perché ad Oderzo una donna è stata aggredita all'interno di un cimitero, 2 uomini le hanno strappato una collana d'oro. Andiamo da Marta Zatta con l'operatore Nicoletta Rizzetto. A te Marta. Sì, esatto, direttore, buongiorno e buongiorno anche ai nostri telespettatori. Esatto, noi ci troviamo in questo momento all'interno del cimitero di Oderzo, dove ieri attorno a mezzogiorno una signora anziana accompagnata dalla figlia è stata sorpresa alle spalle da 2 uomini che le hanno rubato, le hanno strappato la collana d'oro dal collo. Fortunatamente però con lei c'era la figlia che ha tentato in tutti i modi di allontanarla, ha preso degli
innaffiatoio, ha iniziato a lanciarglieli addosso, le ha lanciato addosso la borsa e per fortuna i due uomini alla fine se ne sono andati. Ecco, viene quindi spontaneo chiedersi ora, se non ci fosse stata la figlia con l'anziana signora, cosa sarebbe potuto accadere. Non è la prima volta nemmeno che episodi del genere succedono all'interno dei cimiteri. Abbiamo prima sentito le testimonianze di chi magari questi luoghi li frequenta quotidianamente e proprio una signora ci ha raccontato che lei stessa è stata vittima di un furto da parte di un uomo che l'ha portato via la borsa, proprio qui nel cimitero di Oderzo, ma anche nei cimiteri limitrofi. Quante volte vi abbiamo raccontato di episodi di furti di grondai, addirittura dei fiori che i cari portano appunto alle persone che stanno qui. Ecco, quindi non si tratta di episodi isolati e il sentimento comune di tutti quelli che abbiamo intervistato è quello di paura, ma anche di stanchezza di episodi del genere sempre più frequenti anche. Per questo chiedono sia da un lato l'intervento magari di maggiori controlli delle forze dell'ordine e soprattutto anche più presidi, anche se questi episodi veramente in un luogo come il cimitero, un luogo che dovrebbe essere tranquillo, di pace, dove le persone dovrebbero stare serene a trovare i loro cari, ecco, il dispiacere proprio nelle parole di sentire episodi del genere, anche per il trauma che ha subito questa anziana signora e che ora appunto dovrà superare questa brutta storia. Direttore, per il momento dal cimitero di Oderzo è tutto, la linea di nuovo a lei. Grazie Marta Zatta e Nicoletta Rizzetto. Vediamo il caso di un pedofilo, un cittadino moldavo di 53 anni che era agli arresti domiciliari a Bassano del Grappa e che deve scontare in carcere 5 anni di reclusione per gravissimi reati commessi a Mestre. Un pedofilo 53enne di origine moldava è stato accompagnato in prigione. Si trovava ai domiciliari nel circondario di Bassano da qualche settimana. I carabinieri della città del Grappa lo hanno condotto in carcere a Vicenza in esecuzione di un ordine di carcerazione perché la sentenza è passata in giudicato. L'uomo deve espiare oltre 5 anni. A suo carico anche una misura di sicurezza. Dopo aver scontato la pena detentiva, per 1 anno non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dai minori. Pesantissimi i reati per i quali è stato condannato: violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne, prostituzione minorile e lesioni personali aggravate. I fatti contestati si sono verificati a Mestre tra l'estate 2021 e la primavera del 2023. La condanna del Tribunale di Venezia, confermata in appello, è diventata definitiva la scorsa primavera, dopo che la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'imputato. Servizio di Ivano Tolettini, il giallo dei coniugi trovati morti nella loro abitazione di Fara Vicentino. Vediamo gli sviluppi. Si va per esclusione per risolvere il mistero della morte dei coniugi Gianna Cunico e Lanfranco Simonato di Fara. Il medico legale Nicola Pigaiani ha escluso l'ipotesi della violenza commessa da terzi. Così ha riferito ai cronisti il procuratore capo di Vicenza, Giorgio Lino Bruno, perché nessun trauma è stato rinvenuto sul corpo delle vittime. Vittime che erano in avanzato stato di decomposizione. Se l'autopsia allontana la morte violenta per Simonato, 71 anni, e la moglie Gianna di 66, trovati nella loro abitazione di Fara Vicentino il 13 agosto, le indagini hanno fissato il giorno della probabile morte, il 6 agosto, una settimana prima del tragico rinvenimento. Quel giorno la coppia ha risposto al telefono fisso di casa. I carabinieri sono risaliti alla persona che aveva parlato con la coppia.
Del resto, fin da subito gli inquirenti avevano constatato che non c'erano segni di effrazione in casa e che il denaro contante era al suo posto. Dunque la rapina era da escludersi. Se gli investigatori collocano al 7 agosto l'ultimo contatto certo con l'esterno, sono in fase di analisi tabulati e celle telefoniche, mentre i nuovi sopralluoghi compiuti nella villetta in questi giorni dovranno contribuire a sciogliere il mistero sulle cause della duplice morte. In attesa dell'esito dell'autopsia, adesso spetterà alla figlia Federica fissare i funerali dopo che la procura avrà dato il nulla osta per la sepoltura. È ancora in terapia intensiva Nicola Maggiotto, terapia intensiva in un ospedale di Barcellona dopo l'aggressione subita da parte di un gruppo di giovani all'uscita di un locale. Ieri ad Asolo c'è stata una fiaccolata. C'era per noi Elena Dal Forno che ha intervistato la zia di Nicola, Anita Pellizzari. Si è appena conclusa la fiaccolata per Nicola Maggiotto, siamo con la zia Anita Pellizzari. Le emozioni di questa serata e anche questa videochiamata con i genitori. È stato veramente emozionante e incoraggiante vedere tante persone che vogliono bene a Nicola e alla sua famiglia. È dura, però siamo in tanti ad aspettarlo e a sperare che ritorni presto a casa aiuta. In spagnolo dicono una cosa: avete mandato buena vibra. Bene, chissà che ci ritorni. Le speranze sono quelle ovviamente di rivederlo presto a casa. Voi che notizie avete? Al momento Nicola rimane stabile e noi viviamo questa stabilità nei suoi parametri, insomma, come un segnale positivo. Quindi restiamo fiduciosi e positivi in questo senso. Sono buone notizie, nessuna notizia buona notizia quindi? Sì, assolutamente, assolutamente. C'è una novità che sembra che ci sia un frame che incastra gli aggressori di Nicola, c'è forse una speranza in più? Non so niente di questo, non ne sono stata informata, quindi io so soltanto che la polizia spagnola sta facendo indagini, che sta visionando appunto i video che possono essere reperiti, però non ho avuto notizia di questo. Io spero che prendano appunto chi ha commesso questa azione indegna nei confronti di mio nipote. Però al momento la nostra preoccupazione e la nostra attenzione è esclusivamente verso Nicola e le sue condizioni. Lei ha detto una cosa bellissima, non moe tosatti, non mollate ragazzi, perché Nicola non avrebbe mollato mai. Nicola, scherzavamo prima e dicevamo che Nicola è un gran testardo e avrà la testa dura per qualcosa, no? Dalla prima pagina del Corriere del Veneto, un uomo ha affiancato in auto un gruppo di ciclisti e li ha minacciati con una pistola urlando "vi ammazzo tutti", paura per il campione Eric Magagnotti, campione italiano dell'Omnium Allievi, che ha detto: si sono spaventati tantissimo, non c'è più rispetto. Maxi sequestro di droga nel Vicentino, 13 kg e 8 etti di hashish che sono stati trovati a Zugliano, nascosti nella vegetazione. Sono in corso le indagini dei carabinieri. Maxi sequestro di droga, quasi 14 kg di hashish intercettati dai carabinieri nascosti nella vegetazione. L'operazione, che vede in prima linea il nucleo operativo radiomobile della compagnia di Thiene, scatta nella frazione di Centrale di Zugliano, lungo l'area rurale di Via Adige. È grazie alla tempestiva segnalazione di un cittadino che i militari entrano in azione, arrivano sul posto e individuano, accuratamente nascosti ai piedi di un folto arbusto, ben 138 panetti di hashish per un peso totale di 13 kg e 800 grammi. La droga è stata immediatamente posta sotto sequestro in attesa degli accertamenti. Le indagini, dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, proseguono a ritmo serrato con l'obiettivo di individuare i responsabili dell'ingente carico di sostanze stupefacenti e ricostruire i canali di approvvigionamento della rete criminale. Il servizio di Carlo Alberto Inghilleri, ancora per la droga, era diretto
in Riviera del Brenta, dove doveva iniziare un lavoro stagionale come cameriere. Il viaggio di un giovane però che si è fermato in stazione a Padova perché la Guardia di Finanza lo ha fermato con mezzo chilo di droga nel borsone. Aveva acquistato lo stupefacente a Torino, da dove arrivava perché più economico, pronto a rivenderlo nelle pause del suo lavoro da cameriere. Sulla sua strada si è messa di mezzo Penny, cane antidroga della sezione operativa pronto impiego del gruppo di Padova della Guardia di Finanza, che ha fiutato sostanza sospetta nel suo borsone da viaggio durante un controllo nei pressi della stazione ferroviaria di Padova. Nel controllo sorpresa eseguito dai militari sul giovane sceso da un autobus sono saltati fuori 535 grammi di hashish suddiviso in diversi pacchi e pronto per essere lavorato e rivenduto. Per il giovane, diretto in Riviera del Brenta, dove doveva iniziare un lavoro stagionale come cameriere, che inizialmente aveva tentato di dichiararsi estraneo, è scattato l'arresto. Servizio di Chiara Gaiani. Vediamo le minacce, le intimidazioni rivolte agli amministratori locali. Pensate che sono 44 i sindaci che sono stati oggetto di queste minacce. Dopo il primo cittadino di Marostica, Matteo Mozzo, anche il primo cittadino di Thiene, Giampi Michelusi, è nell'elenco dei sindaci destinatari del fondo statale di 24.000 euro, cioè i sindaci che vengono minacciati poi possono essere risarciti. Lo scorso anno ho anche presentato una denuncia alla Digos a seguito di un post che riguardava da vicino la mia famiglia. Un altro primo cittadino minacciato pesantemente. Anche Giampi Michelusi, sindaco di Thiene, è stato oggetto di intimidazioni e la Procura di Vicenza ha aperto un'inchiesta. Dopo il collega Matteo Mozzo di Marostica, anche il primo cittadino di Thiene è destinatario di un risarcimento quantificato in 24.000 euro da parte dello Stato per gli amministratori locali vittime di atti intimidatori o danneggiamenti legati alla loro attività pubblica. Di recente il caso più clamoroso era stato quello del sindaco di Malo, Moreno Marsetti. Michelusi analizza. È possibile che una parte del ristoro sia collegata anche ad atti vandalici, ma su questo è giusto attendere gli accertamenti. Non voglio fare collegamenti o trarre conclusioni che non mi competono, ma credo sia importante sottolineare che chi ricopre un incarico pubblico deve poter svolgere il proprio ruolo con serenità, senza che vengano coinvolti o intimiditi i propri familiari. Il sindaco di Thiene non entra nei particolari del caso, perché c'è un'inchiesta aperta. Considero questo contributo non soltanto un sostegno economico che, ricordo, va nelle casse comunali, ma anche un segnale di attenzione verso chi è impegnato quotidianamente al servizio della propria comunità. Servizio di Ivano Tolentini, il 17° anniversario della tragedia di Rio Gere a Cortina d'Ampezzo. Ricordo dell'equipaggio dell'elicottero del SUEM, l'amarezza per l'indifferenza nei confronti degli ostacoli al volo. Ci racconta tutto Tiziana Bolognani. A te, Tiziana. 17 anni dalla tragedia di Falco, ricordo indelebile, dolore incancellabile per quanto avvenne quel pomeriggio, un pomeriggio di grande pioggia. A fianco a me Fabio Rufus Bristot, all'epoca delegato del soccorso alpino bellunese, uno dei primi ad arrivare a Rio Gere, il luogo in cui si consumò la tragedia. Bristot, intanto le chiedo di ricordarci brevemente le fasi più come dire, dolorose di quel pomeriggio. Le fasi dolorose sono le mancate risposte alla radio dell'elicottero e presto si ebbe la consapevolezza che la tragedia si era consumata sotto il cristallo alle 15.04 di quel 22 agosto, dove perirono all'istante Dario, Fabrizio, Stefano e Marco. Giornate molto dolorose in cui però il soccorso alpino ha avuto l'appoggio e l'umanità delle comunità della montagna che si è stretta attorno a questa organizzazione, attorno al 118, e questo abbiamo potuto vederlo anche ai funerali
25 agosto, in cui 10.000 mani applaudirono, in qualche modo attribuirono onore a questi che non devono essere considerati degli eroi, ma degli operatori dell'urgenza e dell'emergenza sanitaria e del soccorso alpino. Ecco, perché lo ricordiamo, quel pomeriggio Falco si alzò in volo per andare a verificare proprio nell'immediatezza un probabile incidente proprio in quella zona. Sì, Falco aveva appena terminato un'operazione di soccorso a favore di una donna che aveva subito un trauma narto inferiore e subito dopo, su richiesta dei carabinieri di Auronzo, aveva verificato, o meglio effettuato una prima perlustrazione per la possibilità che ci fosse qualcuno coinvolto a seguito degli eventi del maltempo molto intensi che avevano colpito il passo in modo particolare. Effettuò per scrupolo una seconda ricognizione, l'impatto con gli cavi purtroppo della media tensione fu un elemento che portò alla caduta dell'elicottero, alla perdita della portanza dell'elicottero a causa dell'urto stesso e purtroppo alla perdita di 4 vite umane. Ecco, lei ha parlato di questo, cioè della circostanza, no? Dell'impatto con i cavi della media tensione. Da allora, in maniera reiterata, ci sono state le richieste per intervenire con legge alla rimozione agli ostacoli del volo. Ci sono state diverse proposte, diversi impegni trasversali e pur tuttavia la rimozione, le promesse, diciamo, gli impegni sono rimasti nel cassetto, sono rimasti lettera morta. Lei oggi rinnova questo invito perché è un invito che guarda certamente alla sicurezza del territorio, alla sicurezza degli equipaggi, alla sicurezza di quelli che noi oramai banalmente definiamo gli angeli, ma che angeli, voglio dire, non sono persone che danno tutta la loro vita per gli altri. Sì, è paradossale che dopo 17 anni non ci sia stato ancora un provvedimento di legge a fronte di 3 disegni di legge che sono naufragati nel tempo. Da qua l'invito al legislatore, in modo particolare a quelli bellunesi che siedono in Parlamento, di presentare e finalizzare una legge che tuteli gli equipaggi di alisoccorso. Ecco, devono essere tutelati gli equipaggi. Negli anni ci sono state anche molte iniziative, diciamo, visive, no? Come quelle di sistemare sui cavi della media tensione dei palloni perché questi cavi vengano visti durante i voli. Certo, ci vuole di più. Intanto noi lo ricordiamo questo 17° anniversario, lo ricordiamo con Fabio Bristot, lo faremo nei nostri telegiornali. Grazie Tiziana Bolognani e al nostro operatore Stefano Bozzi. E torniamo sulla tragedia, l'ennesima tragedia in montagna. È morta una donna di 65 anni che abitava a Limena, stava facendo un'escursione sul Monte Agnier con il coniuge ed un'amica. Testimoni impotenti della tragedia l'hanno vista precipitare all'improvviso mentre stavano scendendo dopo aver affrontato un sentiero ad alta quota nella zona dell'Agordino. Maria Cristina Dalla Libera, 65 anni, è morta cadendo in montagna davanti agli occhi del marito e di un'amica. Sono stati loro a dare l'allarme al 118 ieri pomeriggio. La donna era capofila del gruppo, stavano scendendo il sentiero dalla via normale al Monte Agnier nel gruppo delle Pale di San Martino quando è scivolata sparendo nel canale roccioso sottostante. L'elicottero Falco 2 del soccorso alpino è intervenuto individuando l'uomo che nel frattempo aveva raggiunto la moglie. La donna è stata subito recuperata dall'eliambulanza e portata al rifugio Scarpa, dove i sanitari hanno tentato inutilmente di rianimarla. Il medico legale, dopo aver constatato il decesso, ha informato la procura, ma al momento non sono stati aperti fascicoli di indagine. L'elicottero è poi tornato in quota a riprendere il marito e l'amica rimasta ferma sul sentiero, issandoli a bordo con un verricello di 40 metri. La salma di Maria Cristina Dalla Libera in queste ore sta tornando a Limena, dove verranno organizzati i funerali. Il sindaco Stefano Tonazzo ha espresso il cordoglio dell'intera comunità. La donna faceva parte del gruppo CAI di Padova.
Le esequie di Dondino, morto in un incidente causato da un malore. Andiamo in diretta a Onigo di Pederobba da Lucio Zanato. A te, Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di RT Veneta. Sì, dietro alle mie spalle la chiesa di Onigo, una delle parrocchie che erano seguite da Don Lino Bertollo, 66 anni, tragicamente morto domenica in un incidente stradale, in un'uscita di strada probabilmente determinata da malore a Quero, quindi a poca distanza qui da Pederobba. Va detto che oggi veramente una marea di gente, perché stiamo parlando di circa 2000 persone, 115 sacerdoti, 2 vescovi, perché c'erano le intere comunità che hanno visto il passaggio di Don Lino Bertollo, appartenente da Casoni di Mussolente, dove era nato, e poi naturalmente Gardigiano, Abbazia Pisani, Borghetto, Peseggia e poi Onigo e Pederobba. Un grande abbraccio, ha salutato l'arrivo della salma e poi appunto la concelebrazione dei fratelli sacerdoti alla presenza del vescovo Michele Tomasi, ma anche di Monsignor Andrea Bruno Mazzocato, che ha ricordato nell'inizio della cerimonia come proprio Don Lino avesse pranzato con lui proprio a mezzogiorno a Montebelluna. Che cosa ha detto invece il vescovo Tomasi? Ha detto che è difficile accettare un distacco così repentino per una persona, e questo l'hanno testimoniato tutti, buona, al di là della vocazione sacerdotale, ma anche molto concreta. Pensate che è arrivato al sacerdozio a 32 anni dopo esperienze di lavoro e di vita, e quindi una scelta ponderata, ma una scelta dopo un'esperienza concreta nella società di tutti i giorni, e questo probabilmente è quanto gli faceva dare la differenza, sia per quanto riguarda la vocazione sacerdotale, ma anche la presenza all'interno delle comunità. Tutto questo naturalmente lo racconteremo nel corso dei nostri telegiornali. Ricordiamo appunto la presenza delle comunità, non solo trevigiane ma anche vicentine, in particolare di Casoni di Mussolente. Ricordiamo anche che la salma, dopo la celebrazione dei funerali, è proprio partita da Onigo, direzione Mussolente, dove in questi minuti viene tumulata. E con questo da Onigo di Pederobba è tutto. A te, direttore. Grazie molte, grazie a Lucio Zanato, il nostro inviato, e vediamo adesso, proprio per cercare di prevenire i troppi incidenti sulle strade del Veneto, i controlli dei carabinieri. I militari hanno fermato e denunciato un 49enne alla guida con un tasso alcolemico 5 volte oltre il limite consentito. Aveva nel sangue un tasso alcolemico di 2,81 grammi per litro, oltre 5 volte il limite consentito, ma questo non l'ha fermato dal mettersi alla guida, mettendo in pericolo la sua incolumità e quella di chi incrociava lungo il percorso. A tanto ammonta il valore rilevato dai carabinieri a un 49enne fermato nel territorio di Rosà, nel Vicentino, durante i controlli straordinari del fine settimana di Ferragosto. Inevitabile la denuncia per guida in stato di ebbrezza, oltre al ritiro della patente e il sequestro amministrativo dell'auto. A bordo della vettura anche un 40enne di nazionalità serba che, secondo quanto riferito dai carabinieri, mostrava evidenti sintomi di alterazione dovuti all'abuso di alcol. Per lui è scattata una sanzione amministrativa per ubriachezza. I controlli della compagnia di Bassano del Grappa hanno coinvolto complessivamente 183 veicoli e 271 persone. Nel corso delle verifiche sono stati inoltre segnalati alla prefettura di Vicenza 2 giovani trovati con hashish per uso personale, un 24enne di Mussolente e un 22enne di Romano De Zelino. Entrambi erano alla guida delle rispettive auto e in entrambi i casi è scattato il ritiro della patente. Servizio di Marta Zatta, la morte di Lorenzo Corradin, pensionato 84enne di Piazzola sul Brenta, è la prima vittima dell'infezione trasmessa dalle zanzare, la West Nile. Febbre altissima, vomito, dissenteria. Si è presentata così l'infezione da West Nile che in poco meno di 2 settimane è costata la vita a Lorenzo Corradin, 84enne di Presina di Piazzola sul Brenta. Corradin era pensionato dopo essere stato modellista alla Belvest. L'uomo è stato ricoverato in ospedale a Cittadella, dove è arrivata la diagnosi. Ricoverato inizialmente in medicina, poi per la diagnosi di West Nile e l'aggravamento è stato portato in neurologia, dove purtroppo ha avuto un peggioramento
fino all'esito di domenica sera. Il virus ha un'incubazione di 2 settimane. L'anziano era solito andare nel giardino e nell'orto della sua abitazione. Nelle ultime settimane, conferma l'ULSS 6, si è registrato un aumento dei casi. In questo momento nella nostra provincia, nella provincia di Padova, abbiamo 37 casi registrati West Nile. Sono stati registrati un aumento di infezione negli ultimi 15 giorni legati anche alla situazione atmosferica, caldo, ma anche un aumento dell'umidità e le piogge che sono avvenute. 12 casi con sintomatologia di tipo neurologico, le complicazioni più gravi, che interessano di solito meno dell'1% delle persone infette, 1 su 150, i rimanenti stati febbrili. Rassicurazioni arrivano dalle autorità sanitarie. Molti casi sono fortunatamente asintomatici, in quanto la malattia solo in casi molto rari porta a un aggravamento della patologia. Non sono necessari interventi per la disinfestazione finché non si manifestano 2 casi all'interno di un piccolo raggio, spesso nella stessa comunità o nello stesso comune. Per ora si sono registrati solo casi singoli di infezione da West Nile. Servizio di Chiara Gaiani, e per saperne di più abbiamo sentito l'Istituto Zooprofilattico che conferma un aumento dei casi di West Nile dopo il 2025. Rispetto all'estate 2025, in questa stagione si stanno registrando numeri più alti di zanzare positive al virus della West Nile e quindi i contagi anche nell'uomo sono maggiori, non solo nella provincia di Padova ma in tutto il Veneto. La causa è da ricercare nel clima, con le temperature elevate e la forte siccità, anche se i livelli non sono ancora arrivati ad essere come quelli registrati nell'estate 2022, la peggiore degli ultimi anni, come spiegano gli esperti dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie di Legnano. Attualmente abbiamo trovato circa una 70 di pool di zanzare positive, mentre lo scorso anno erano comunque di meno. Bisogna dire che comunque questi numeri risultano più bassi rispetto a quanto registrato nel 2022, che rimane ancora l'anno con il peggiore per la West Nile, con il maggior numero di casi sia nell'uomo che nelle zanzare. Il virus non si trasmette da uomo a uomo ma solo attraverso la puntura della zanzara comune. Il picco dei contagi e anche il picco di ritrovamenti del virus nelle zanzare è proprio questo, che è il momento in cui c'è la maggiore circolazione nel vettore. Quindi ci dobbiamo aspettare che per il mese di agosto ancora un certo numero di casi, mentre dal mese di settembre andremo ad osservare una riduzione sia delle zanzare positive, che tra l'altro saranno anche meno in termini numerici le zanzare, ma anche cominceranno a diminuire il numero di casi umani. Quindi avremo ancora una settimana o 2 interessata da una certa circolazione. Il virus della febbre del Nilo ormai è endemico in tutta Italia, ma sotto osservazione ci sono altre malattie tropicali trasmesse dalle zanzare a tigre che possono arrivare anche nel nostro paese, soprattutto attraverso i viaggi. Quello che invece va attenzionato sono proprio altri virus trasmessi dalle zanzare, e questi altri virus sono virus chiamati di importazione, nel senso che le infezioni vengono acquisite in paesi tropicali solitamente, e le persone poi di ritorno, se infette, possono poi infettare le nostre zanzare. Parliamo della zanzara tigre, che è il vettore di queste altre malattie come dengue e chikungunya. Il livello di attenzione rimane alto perché sappiamo le persone che viaggiano sono sempre di più, e quindi la probabilità di introduzione di questi virus è piuttosto elevata. Per questo, ad ogni caso di dengue si attiva subito la disinfestazione nelle aree interessate per evitare focolai autoctoni come quello registrato lo scorso anno nel Veronese, con decine di casi di chikungunya nell'area della Valpolicella. Probabilmente in futuro saranno sempre più frequenti, e quindi bisogna fare molta attenzione a identificare precocemente la loro introduzione e quindi isolare le persone infette in modo che non vengano punte dalle zanzare.
Intervista di Valentina Visentina. Adesso ridiamo nuovamente la linea a Ferdinando Garavello e Andrea Benetti per la parte tecnica, per un aggiornamento sull'ondata di maltempo che ha provocato grossi danni tra Asiago e Bassano del Grappa. A te Ferdinando. Direttore, buongiorno di nuovo anche ai nostri telespettatori. Ci siamo spostati a Stoccaredda, una frazione di Gallio con vista sulla Valsugana. Siamo a poche centinaia di metri in linea d'aria da Foggia, dove eravamo qualche minuto fa. Siamo venuti qui perché ci hanno segnalato che l'ondata di maltempo di questa notte ha completamente scoperchiato il cimitero. Potete vedere, questo è il piccolo cimitero della frazione. Quelle nel campo alle nostre spalle sono tutte le lamiere della parte dei loculi. È stato strappato via in pochi istanti dalla violenza del vento. Il comune, la sindaca Marianella Sambugaro ci ha fatto sapere che sono partite subito le operazioni di messa in sicurezza, ma si fa quello che si può perché la situazione è davvero complessa. Potete vedere tra l'altro che sta arrivando una nuova ondata di maltempo piuttosto veloce, quindi qui pioverà di nuovo e almeno a sentire gli esperti potrebbe piovere per tutto il pomeriggio, forse anche stanotte, quindi tutte queste situazioni dovranno essere poi riviste in un secondo momento. I danni sono in via di quantificazione perché prima c'è da mettere in sicurezza le case, come abbiamo visto a Foggia. Ci sono tanti alberi ancora da raccogliere, piante cadute sulle strade, qualche strada ancora bloccata, smottamenti, problemi vari. Poi si metterà mano anche ai morti, diciamo, perché questa è purtroppo una priorità. Questa è la situazione che stiamo vedendo. Abbiamo visto arrivando fin qui ancora piante cadute, ancora gente lavorare negli orti devastati, nei giardini distrutti dal maltempo. È stata davvero un'ondata molto molto importante. Ci hanno detto che anche nella seconda abitazione di Foggia che abbiamo visitato, anche lì 2 colpi molto forti e un sollevamento verticale del tetto che i vigili del fuoco hanno impiegato più di un'ora per poter rimuovere. Del tutto noi a questo punto vi cediamo nuovamente la linea. Grazie molte Ferdinando Garavello e Andrea Benetti. Vediamo dalla tribuna di Treviso lo yacht affondato in Costa Smeralda è di una famiglia di industriali veneti. L'imbarcazione Colata Picco è dei fondatori della FAI, la famiglia di Noventa Vicentina, ha un forte legame con il padovano. A bordo c'erano diversi imprenditori della Bassa Padovana e questo è lo yacht affondato proprio vicino alla riva in Costa Smeralda, con dichiarazioni di Antonio Bettanini, imprenditore di Noventa Vicentina. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Francesco Ceron e Tony Paul. State con noi, grazie. Andiamo a Vicenza per la questione di tracce di amianto ritrovate nel materiale degli edifici abbattuti per la TAV, e l'ARPAV ha deciso di sospendere di chiudere i cantieri. Lega nasce delle ruspe che da oltre una settimana frantumavano incessantemente muri e pilastri di calcestruzzo degli edifici in Viale Verona destinati ad essere abbattuti per fare posto alla TAV, ora sono fermi. Un silenzio surreale e un cantiere vuoto contrastano con la corsa contro il tempo programmata per completare i lavori più impattanti prima del ritorno del caos della viabilità nella zona ovest della città. Tra le macerie accumulate sul piazzale, a ridosso del cavalcavia dei ferrovieri, anche lastre di Eternit, segnalavano da giorni i residenti. A verificare la grave denuncia i funzionari di diversi enti del Comune, del Dipartimento di Prevenzione dell'Usotto-Berica e dell'Agenzia regionale di protezione ambientale. Parti di queste lastre, contenenti amianto usate per coperture, sono state effettivamente rinvenute senza che venissero adottati i necessari requisiti per il loro conferimento in discarica secondo rigide procedure codificate. Immediato il blocco del cantiere disposto da ARPAV in attesa di approfondimenti sulla vicenda. Un'interrogazione al Comune è stata posta anche dai consiglieri comunali della coalizione civica Sinistra Verdi. Alcune attiviste di associazioni ambientaliste erano presenti al cancello del cantiere con la mascherina. Siamo con la mascherina per l'amianto, perché l'amianto fa paura solo sentirlo nominare. Oltretutto sentire che non sono lastre che sono state messe con
conoscenza e quindi trattate come si dovevano, ma sono state anche frantumate. Noi come Boschi che Resistono e altre associazioni chiediamo da tempo che vengano fatti controlli sui materiali che vengono usati, sui materiali che vengono dalle demolizioni, come poi vengono trattati e dove vanno a finire. Non sappiamo cosa farcene delle promesse di IRICAV, che va tutto bene, perché sono mesi e mesi che noi insistiamo che vengano fatte delle valutazioni sui materiali usati e soprattutto i materiali che verranno usati dopo, che possono contenere PFAS, gli acceleranti di cementificazione. Quindi se non c'è attenzione su queste cose così evidenti, dobbiamo preoccuparci. E immediatamente dopo il blocco dei cantieri il Comune di Vicenza ha annunciato l'emanazione di una ordinanza subito operativa. L'ordinanza impone la messa in sicurezza del sito di Viale Verona dal punto di vista del rischio di dispersione delle fibre d'amianto, con la messa in sicurezza dei pannelli e quindi la stabilizzazione delle fibre d'amianto nei pannelli e la successiva rimozione. Martedì mattina ARPAV ha comunicato al Comune il sequestro del cantiere di Viale Verona, dove adesso è in corso l'abbattimento dell'ultimo condominio che sarà abbattuto per i lavori dell'alta velocità, nonché la notifica del sequestro all'autorità giudiziaria e il conseguente intervento della Procura della Repubblica. Lo sblocco della situazione avverrà nel momento in cui la magistratura permetterà l'ingresso nell'area e la sua messa in sicurezza e successivo allontanamento definitivo dei pannelli in amianto. In tutto questo abbiamo preso l'intervento della magistratura, sulla quale riponiamo la nostra più totale fiducia. Torniamo alla cronaca nera, andiamo a Bassano del Grappa, dove un rider è stato derubato nei pressi di Piazzale Trento e c'è preoccupazione tra i residenti della zona che non si sentono più al sicuro. Io non mi sento sicuro da nessuna parte, né in stazione, né qua, né altri posti. Proprio ho il terrore. Era seduto proprio su una di quelle panchine nell'area verde adiacente al piazzale Trento a Bassano del Grappa il rider 23enne pakistano residente nella provincia di Treviso che in attesa di effettuare una consegna è stato derubato. Autori del reato 2 cittadini marocchini, entrambi 39enni pregiudicati residenti nel Bassanese, che con il pretesto di chiedere una sigaretta in una manciata di secondi gli hanno sfilato il borsello senza che lui se ne accorgesse. Una volta resosi conto, il 23enne si è rivolto ai carabinieri che grazie alla sua descrizione sono riusciti a risalire l'identità dei malviventi e a procedere con la denuncia per furto con destrezza. Camminando lungo la via e parlando con chi questa via la percorre tutti i giorni o chi abita nei dintorni di questa zona, ci fornisce una descrizione di una zona non sicura, tanto che un giovane che ieri sera era in un locale nei pressi di Piazzale Trento ci ha riferito che una sua amica è stata oggetto di molestie da parte di un uomo. Ecco quindi cosa ci hanno raccontato. Abbiamo trovato un soggetto in escandescenza e c'erano delle nostre amiche che non erano con noi ma abbiamo visto arrivare, che ha cominciato a importunarle, quindi ero con 2 amici, siamo dovuti fermare, aspettare che questo si calmasse, salutarlo. Sì, era un po' esagitato. Ormai è diventato così tutto dappertutto perché bisogna stare attenti anche in centro a Bassano. È sempre frequentata da persone non italiane, per cui c'è un po' di tutto. Adesso non so dirle la gravità della cosa, però sicuramente pochi italiani e tanti esteri. Io sono stata aggredita, sì, un paio di anni fa, proprio qua a 100 metri. Sono stata spintonata da un extracomunitario e quasi finivo per terra. Quindi non si sente tranquilla? Ma no, ma era mezzogiorno poi, non era neanche sera. Secondo lei cosa bisognerebbe fare in più? Che i politici siano più severi, che diano sanzioni più pesanti e che li mandano al loro paese. Servizio di Marta Zatta e i ladri in azione anche e soprattutto a Ferragosto. Sentiamo cosa è successo a Galliera Veneta. I
ladri di certo non vanno in vacanza, lo dimostrano i fatti di cronaca avvenuti anche nei giorni scorsi sul territorio, proprio in quello che dovrebbe essere il periodo più gettonato per le ferie. Eppure di furti ce ne sono e anche tanti. Stavolta a finire nel mirino dei malviventi è stato il comune di Galliera Veneta, in particolare via Roma, via Europa, via Postumie e zona Maglio. In un caso, come riportato dalla stessa amministrazione comunale, che ha dedicato un post sulla propria pagina Facebook per avvertire i cittadini, intorno alle ore 22 alcune persone si sono introdotte in un'abitazione mentre i coniugi stavano per coricarsi. Sono fuggiti soltanto grazie alle loro grida. Episodi di furto e tentato furto che destano comprensibile preoccupazione tra i cittadini, ci ha detto il sindaco di Galliera Italo Perfetti. Stiamo seguendo attentamente la situazione e siamo in costante contatto con le forze dell'ordine. Invito tutti a mantenere l'attenzione alta, a segnalare tempestivamente eventuali situazioni sospette e a fare riferimento esclusivamente a informazioni ufficiali e verificate. Servizio di Nancy Galdi, e vediamo anche i nuovi furti a Biadene che portano nuovamente alla ribalta la piaga delle razzie all'interno degli appartamenti. L'associazione Furti in Casa ha chiesto ufficialmente a Questura e Comando dei Carabinieri di Treviso in quali casi le indagini prevedano l'impiego della scientifica. È stato un autentico raid, quello in via Carlo Moretti, compiuto probabilmente da persone in grado di operare con modalità che appaiono da professionisti del crimine. I ladri hanno colpito a Biadene 2 appartamenti al piano terra nella stessa palazzina, saccheggiati per un bottino che è stato quantificato attorno ai 400 euro più oggetti in oro. Un raid che, rilanciato anche sui social, ha nuovamente portato alla ribalta il grave problema delle razzie in casa. Nel caso specifico, il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin, ricorda come proprio in questa zona il comune fosse intervenuto con un potenziamento dell'illuminazione di un parco giochi su richiesta dei residenti e abbia in progetto il rafforzamento degli impianti di videosorveglianza. Ma secondo il primo cittadino c'è anche un altro fattore che va oltre l'amministrazione di un comune ed è quello di uno Stato in cui ci sia la certezza della pena. Il delinquente che delinque deve aver paura di ripetere il proprio errore. Il delinquente che vuole delinquere deve essere inibito dal farlo proprio perché ha paura della pena che eventualmente gli verrà comminata. Dobbiamo partire secondo me da questo presupposto. Poi c'è anche da dire che se il criminale non è italiano, secondo il mio umile punto di vista dovrebbe scontare l'eventuale pena nel proprio paese di origine. Chi oltre alla certezza chiede anche un inasprimento della pena per chi ruba in casa è l'associazione Furti in Corso, fondata dal roncadese Christian Dem, che però questa volta si concentra sulle indagini. Dopo aver lanciato una consultazione tra gli iscritti derubati, Dem chiede a Questura e Carabinieri di Treviso se esista una procedura per l'intervento della scientifica. Se ci sono delle direttive, dei protocolli, delle circolari, delle disposizioni operative che disciplinino anche tale valutazione e oltretutto se i criteri tengono conto della presenza sempre di tracce potenzialmente rilevabili o meno, o se è semplicemente una valutazione di chi arriva, diciamo, in quel momento a constatare il furto e decide autonomamente di interpellare la scientifica. Dem ricorda il clima di proficua collaborazione tra l'associazione e le forze dell'ordine. La richiesta specifica è solo per chiarezza. In un momento così delicato dove il cittadino tende sicuramente, e lo sappiamo perché noi di Furti in Corso lo sappiamo ben più di tutti, tende un pochino sempre a perdere di più un po' la fiducia nel mondo delle istituzioni, ed è sbagliato perché purtroppo, come ripeto sempre, lottano con armi molto spuntate, ma è giusto che ci sia una specie di direttiva, perché sennò una persona poi dice ma lui l'hanno mandato perché è importante, io invece che, come dice sempre Furti in Corso la signora Maria, no, anche se hanno portato via migliaia e migliaia di euro magari di gioielli, lasciando impronte o addirittura manate sulle porte e le finestre. Abbiamo visto nella prima parte di Focus TG la signora Yolanda, intervistata da Valentina Visentin, 99 anni, che ha sventato la truffa della finta nipote, però purtroppo è andata peggio a un'anziana di Pordenone di 86 anni che è stata vittima della nota truffa del finto carabiniere.
A Pordenone, un'anziana di 86 anni è finita vittima della nota truffa del finto carabiniere. Prima la chiamata di un complice per avvisarla di una finta rapina, poi la visita a casa di una complice che, spacciandosi per un'incaricata delle forze dell'ordine, si è fatta consegnare gioielli per un valore di 15.000 euro. Tra questi anche la fede del marito scomparso. Realizzato l'inganno, la donna si è rivolta disperata ai carabinieri di Pordenone. Raccoglie i dettagli e il profilo della sospettata. Le ricerche sono scattate immediatamente in tutta Italia. La svolta è arrivata poche ore dopo alla stazione di Roma Termini, dove gli agenti della polizia ferroviaria hanno intercettato e fermato una minorenne di 17 anni. Con sé la ragazza aveva ancora l'intera refurtiva, un'operazione lampo resa possibile dalla perfetta sinergia tra carabinieri e Polizia di Stato, che ha permesso all'anziana di recuperare il bottino. Smeralda Dalla Longa della nostra redazione di Pordenone. Laura Buccarella invece a Trieste ci racconta come è stata smantellata una fitta rete di truffatori con base a Napoli. È partita dalla zona di Trieste la vasta indagine che ha permesso ai militari dell'Arma, quelli veri, di smantellare una rete di truffatori operante in tutta Italia, per lo più con la tecnica del finto carabiniere. L'organizzazione con base a Napoli prendeva di mira anziani e persone fragili con espedienti e raggiri per farsi consegnare denaro e gioielli. L'operazione avviata dai carabinieri della compagnia di Trieste insieme ai colleghi di Napoli e altre città ha portato all'arresto di 8 persone e alla denuncia di altre 19. Sono state scoperte 18 truffe e recuperati 50.000 euro. È l'operazione Fumo del Vesuvio 2 che segue un'analoga inchiesta del marzo 25. Oggi sono state arrestate in Campania 3 persone ritenute i vertici dell'associazione per delinquere. Il capo dell'organizzazione è un napoletano di 30 anni. La seconda fase delle indagini è stata avviata l'anno scorso dopo un tentativo di truffa sventato ad Aurisina il 25 gennaio, dove un giovane trasfertista era stato scoperto dalla coppia di anziane vittime, riuscendo però nello stesso giorno a mettere a segno un colpo a Muggia, rubando ori e denaro per 33.000 euro a una signora. I militari del nucleo investigativo di Trieste lo avevano identificato in pochi giorni, risalendo poi ai mandanti e altri membri dell'associazione. Una struttura piramidale con alla base gli esattori, al centro i telefonisti e al vertice gli organizzatori. 4 le fasi della truffa: la selezione delle vittime e l'aggancio sui telefoni di casa, con il finto carabiniere che comunica una notizia tragica riguardante un figlio o un nipote. Seguono la pressione psicologica e la richiesta di denaro o gioielli per evitare il carcere o ripercussioni legali al parente. Infine l'arrivo di un delegato che suona il campanello, ritira il bottino e si dà alla fuga. Breve stacco pubblicitario, torniamo subito, state con noi. La cronaca sindacale con l'Electrolux che annuncia 25 assunzioni temporanee a Porcia per l'aumento della produzione, suscitando l'ira delle RSU. In primavera hanno dichiarato 260 esuberi e adesso assumere 25 persone è stato un fulmine a ciel sereno, un controsenso. Nuovo scontro allo stabilimento Electrolux di Porcia dopo un annuncio aziendale di circa 25 assunzioni a tempo determinato per i mesi di settembre, ottobre ed eventualmente novembre. La decisione unilaterale della multinazionale risponde all'esigenza di incrementare la produzione sulle linee di montaggio, spinta da un mercato stabile e da segnali di ripresa nell'ultimo quadrimestre che hanno portato il previsionale 2026 a 717.000 pezzi, con un aumento di 10.000 unità. Immediata la reazione dell'RSU di FIM, FIOM e UILM che contestano apertamente la condotta del gruppo. I sindacati evidenziano una profonda contraddizione tra i tagli al personale e l'attuale necessità di ingaggiare nuovi lavoratori a termine per soddisfare commesse evidentemente redditizie. Le rappresentanze sindacali hanno già confermato che porteranno all'attenzione delle sedi istituzionali e ministeriali tali incongruenze. Sarà un tema che noi porremo sempre il 3 e il 4 settembre perché l'azienda dovrà in quelle 2 giornate approfondire ulteriormente il piano, capire qual è
di cosa pensano ancora, come svilupparlo ulteriormente oltre a quello che hanno delineato, ed è chiaro che noi porremmo al Ministero il fatto che nel momento in cui si sta chiedendo di licenziare dipendenti, l'azienda comunque assume. È vero che in modo temporaneo, per 2 mesi, al massimo 3, però è un fatto chiaro che i volumi stanno aumentando e che le lavatrici qua si possono fare. Il problema dell'assistenza agli anziani dovuto alla carenza di operatori, il Comune di Padova ha giudicato una gara gestita con procedura d'urgenza. L'assistenza agli anziani è garantita. Dal 1 settembre la Coop Servizi FVG sarà sostituita dal Consorzio Veneto Insieme, che ha presentato un'offerta al Comune di Padova con le cooperative FAI, COSEP e Progetto Insieme. Con l'assegnazione della gara, per ora provvisoria, va specificato, si può dire che l'emergenza si è esaurita, almeno sul fronte dell'assistenza, dopo la risoluzione consensuale del contratto che aveva portato al licenziamento di 35 lavoratrici. Un servizio fondamentale per le persone in situazioni di fragilità. Sono 350 le persone assistite dall'assistenza domiciliare del Comune nella nostra città, e devo veramente ringraziare il settore servizi sociali che in pieno Ferragosto ha lavorato alacremente per garantire la continuità di servizio nonostante il cessato rapporto con la cooperativa che lo gestiva fino a un mese fa. In ballo restano ancora le 35 lavoratrici che avevano protestato davanti alla prefettura una settimana fa, che sono al fianco degli anziani in difficoltà del Comune da oltre 20 anni. Palazzo Moroni nella gara ha inserito la clausola sociale e ci sono buone possibilità che le operatrici vengano assunte. Per ora però la certezza nero su bianco non c'è. Voglio ringraziare queste lavoratrici che in questo mese di incertezza hanno continuato a svolgere con grande professionalità e dedizione il loro mandato, e a settembre la cooperativa che subentrerà dovrà decidere se assorbirlo o meno. Da questo punto di vista come Comune abbiamo fatto il possibile inserendo nella gara la clausola sociale, cioè invitando caldamente il soggetto subentrante a considerare l'assunzione di queste lavoratrici. Confidiamo in un dialogo serrato con il soggetto appunto subentrante che questo venga fatto. Il Comune farà da garante. Certamente ci impegneremo anche a fianco delle parti sociali per garantire il futuro di queste lavoratrici. Un appalto da 3.800.000 euro questo, che al prossimo rinnovo, novembre 2027, verrà gestito con altri criteri che tengano conto di nuovi modelli di assistenza sperimentati in questi anni dal Comune grazie all'uso di fondi PNRR. Siamo stati in grado di verificare che oltre all'assistenza domiciliare può essere molto interessante introdurre il principio dell'assistenza condominiale, quindi un tipo di servizio che oltre a coinvolgere la persona anziana sola nel proprio domicilio prova a coinvolgere anche la comunità che gli sta attorno. Ecco, senz'altro questo sarà uno dei vettori con cui immagineremo i servizi per le persone anziane nel futuro. Dai problemi degli anziani a quello dei bambini e delle loro famiglie, a settembre apre i battenti il nuovo nido d'infanzia di Cassola, la tana dei cuccioli. 1 settembre avremo una nuova struttura, quella di via Sant'Antonio, costata circa 1,5 milioni, 1 milione peraltro, più di 1 milione fornito dal Ministero attraverso il PNRR, e in più arredato con fondi anche qua ottenuti dal Ministero, circa 84.000 euro. Si chiamerà la Tana dei Cuccioli, il nuovo asilo nido di via Sant'Antonio a Cassola con 42 posti disponibili. Il nome l'hanno deciso le stesse famiglie interpellate attraverso un questionario online. 4 le opzioni fra cui scegliere, proposte dagli studenti delle scuole primarie e secondarie del paese. Tra questa rosa di nomi poi hanno scelto i genitori dei bambini nati nel 2024, cioè possibili fruitori di queste strutture. Quindi è stata una scelta condivisa ed è stata una scelta che ha riguardato non soltanto la nuova struttura con la Tana dei Cuccioli, ma anche la struttura già esistente ormai da 30 anni, che oggi ha un nome e si chiamerà appunto il Prato delle Farfalle. A settembre le 2 strutture accoglieranno 74 iscritti dai 3 ai 36 mesi, 34 in via Sant'Antonio e 40 in via Montepertica. C'è tempo fino al 30 settembre per iscrivere i bimbi che entreranno a partire da gennaio. Nel frattempo è quasi tutto pronto. A dare una mano con i preparativi anche i giovani ragazzi di Ci sto a fare fatica. I ragazzi di Ci sto a fare fatica hanno provveduto a
ridipingere la cabina elettrica che è in prossimità del nuovo nido e a appunto scrivere il nominativo di questa nuova struttura. È una giornata speciale, il servizio era di Nancy Galdi, una giornata speciale al Museo delle Farfalle di Montegrotto Terme per una bambina di Gaza, ospite a Padova con il fratellino e la sua mamma. Una festa di compleanno tra le farfalle per la piccola Batul che ha compiuto 7 anni. Batul arriva da Gaza ed è a Padova insieme alla sua mamma e al fratellino che è stato curato per le ferite riportate durante un'esplosione di una bomba che ha ucciso il papà e il fratello maggiore. Grazie all'interessamento del sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello, e alla direzione del Butterfly Ark, la bambina ha festeggiato il suo compleanno nella casa delle farfalle. Insieme a lei altri 32 palestinesi accolti a Padova dal febbraio 2025 grazie all'associazione Padova Abbraccia i Bambini, che ha avviato un percorso di accoglienza minori vittime di guerra. Per Batul, dolci palestinesi preparati dalla sua mamma, e poi grazie alla guida ed un interprete la visita del Bosco delle Fate tra le numerose specie di farfalle presenti nella storica struttura di Montegrotto Terme, tanto amata dai bambini. Servizio di Valentina Visentin, vediamo oltre 1000 persone a Rasai di Seren del Grappa per la solenne processione di San Rocco, cuore del decennale 2026, un appuntamento che unisce fede, memoria e identità della comunità nel segno di un voto nato quasi 2 secoli fa durante l'epidemia di peste che colpì il Feltrino. Tiziana Bolognani. Un lungo corteo, le lanterne lungo le strade, la statua di San Rocco portata a spalla dai giovani coscritti. A Rasai di Seren del Grappa si è rinnovato così il voto al santo in una giornata che ha richiamato oltre 1000 fedeli. A guidare la celebrazione il vescovo di Belluno Feltre, Monsignor Renato Marangoni, che ha definito la processione un cammino di fede e devozione. Dalla chiesa arcipretale, dopo i vespri animati dalle cantorie unite, il corteo ha attraversato per circa 2 chilometri le vie del paese. Accanto ai coscritti e alle coscritte, i cappati e le figlie di Maria in abiti d'epoca, poi alpini, protezione civile, associazioni, la banda di Arsier e numerosi fedeli. Un rito che affonda le radici nel 1836, quando la comunità invocò San Rocco contro la peste. E ancora oggi la tradizione si rinnova. Sul monte Zorlin, la storica scritta votiva WSR, acronimo di Viva San Rocco, quest'anno è stata realizzata con luci a LED al posto delle fiammelle, per il rischio incendi legato alla siccità. Un decennale che si chiude ma lascia un messaggio preciso: custodire la memoria per consegnare alle nuove generazioni una tradizione che continua a tenere unita la comunità. Sarà un'ottima annata per i vini dei Colle Euganei, iniziata una settimana fa la vendemmia a causa delle ondate di calore, prevede un ottimo andamento, vediamo. Un'ottima annata per le uve rosse che amano il caldo, ma anche per quelle bianche che le aziende vitivinicole dei Colli Euganei raccolgono da una settimana a questa parte. Qualità e resa eccellente per il Pinot, un leggero calo nella produzione del moscato, di qualità ottima il moscato fior d'arancio. Giorgio Veronese gestisce un'azienda in Val Nogaredo. In questo vigneto dove stiamo raccogliendo adesso è l'uva glera catta di Venire Serprino. Stiamo velocizzando la raccolta poiché ci stiamo rendendo conto che non piovendo da molti mesi le piante sono in sofferenza e stanno per salvaguardarsi la pianta, stanno tirando su l'acqua praticamente dal grappolo, quindi dal frutto, e quindi vanno a disidratare il frutto finale, quindi cercando anche di compromettere poi la nostra annata. Terra di vini eccellenti, Colli Euganei si preparano a proporre 2 novità assolute. La novità è un disciplinare che è in corso di approvazione al Ministero, disciplinare che ha così messo le basi per il Serprino rifermentato in bottiglia e per il Colli Euganei DOC, che è il nostro taglio bordolese, quindi Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc.
Il Colli Euganei DOC andrà a sostituire il Merlot e il Cabernet dei Colli come proposta fortemente identitaria per quest'area di produzione. Dopo un'estate dove tutto il mondo agricolo ha dovuto fare i conti con la siccità, che in Veneto è stata mitigata dal lavoro dei consorzi di bonifica, gli agricoltori chiedono interventi strutturali. Servono assolutamente dei forti interventi per riuscire a garantire ai nostri agricoltori l'acqua, perché l'agricoltura non spreca l'acqua ma la utilizza per fare del cibo sano, e questo è una cosa fondamentale per i nostri agricoltori, permettergli di continuare a vivere, di continuare a avere un reddito dignitoso e continuare a fare quello che amano fare, quindi produzione per la nostra gente e per il nostro paese. Servizio di Chiara Gaiani, chiudiamo con la prima pagina della Nuova di Venezia e Mestre. A Porto Gruauro un 42enne scompare di casa, lo cercano nell'Emene, attivata dalla prefettura la procedura di ricerca persona su segnalazione dei carabinieri, in campo anche l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco. Gli ospiti di questa sera a Focus: Bruno Agosten Breda, Cesare Busetto, Mirko Casteller, Gabriele Donadel, Federica Marcuzzo, Arnaldo Pittone e Laura Pupato. Grazie a tutti, grazie ai nostri registi Francesco Cerone e Tony Poll e buona giornata.